Fine primo tempo qui a Porto Tolle, 0-0 il risultato. Sentiamo anche dai tifosi dell'Abano cosa pensano appunto della formazione di Mister Cari. Ma quanto che mi sembra è una squadra che può andare. Il primo tempo l'abbiamo visto a pari, diciamo pari, Abano e Rimini. E adesso si vedrà il secondo tempo, insomma, ecco. Si aspettava qualcosa di più a livello di spettacolo? No, perché abbiamo anche noi una squadra qua del Delta. E l'ho frequentata tutto il campionato e più o meno insomma siamo lì. E poi con i Rimini abbiamo giocato. Ma volevo chiedergli, oggi eccezionalmente giocate nello stadio qui del Delta Porto Tolle, che era l'anno scorso il Delta Porto Tolle, Sì. come mai questa scelta ad Abano? So che il campo ancora non è a norma. Sono stati problemi attraverso l'amministrazione comunale, perché pensava che venissero ripescati in Serie C e invece per essere in Serie C1 doveva fare dei lavori qua nel stadio. E il comune non aveva soldi e allora il presidente li smiava via, qua a Stagmina, lì c'è da insomma un po', le lunghe il discorso insomma ecco. È un po' lungo, un po' lungo. Diciamo che comunque l'Abano sta facendo la sua onesta partita. Ostia